Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, Comandone Veneziano ragazzi, partita al volo per presentare il Pro Club che farò col Bode e spero con altre persone. Adesso spiego un attimo. Abbiamo fatto la prima stagione, non siamo stati promossi per un punto, nella seconda non siamo messi bene, avevamo una sfiga ragazzi, proprio bestemmie veneziane pure. Adesso volevo spiegare ragazzi che a noi serve è solo un giocatore, nel senso perché più di tre non volevamo essere. Ci serve un giocatore possibilmente insomma della nostra età, quindi dai 20 ai 25 anni, 26 anche più grande, con disponibilità di giocare comunque la sera, una disponibilità piena per la sera, insomma più c'è meglio è. E chiaramente in chat però visto che dobbiamo registrare i video io e il bot, ci stiamo solo io e il bot, quindi ecco non è obbligatorio, vaffanculo, non è obbligatoria la chat vocale, anzi, perché sennò non si capisce niente con più persone. E niente, ecco, servirebbe un centrocampista centrale, bravo a attaccare ma anche a difendere, cioè, quindi un figo, insomma. Se qualcuno è interessato, mi manda un messaggio privato su Facebook, sul profilo del Comendone, mi raccomando, profilo del Comendone. In primo momento prendiamo solo un giocatore perché sennò con più persone diventa un casino. Quindi ragazzi, spero di ricevere qualche messaggio privato su Facebook. I requisiti sono ecco, età insomma, tra i 20, i 22 e i 26. Sarebbe perfetto, perché siamo persone insomma, della stessa età, sarebbe un po' meglio. Dopo, per carità, se è più piccolo, può anche andare bene. L'importante è che ci sia serietà, c'è la voglia comunque di divertirsi in maniera seria e disponibilità soprattutto per la sera, ecco, quindi che la sera possa giocare anche fino a tardi, ecco, quindi anche per quello che magari uno più piccolo ma arriva a scuola, quindi non è che può stare sveglio fino a anche magari alle 2-3 di notte, ecco. Quindi speriamo di ricevere almeno una richiesta e vaffanculo, però facciamo la verità al volo così tanto per presentare il Pro Club. Siamo il Real Venezia, l'obiettivo sarebbe quello di arrivare in Divisione 1, però mi rendo conto che questa modalità qua è veramente difficile. Il ruolo centrocampista centrale sarebbe perfetto, difensivo, più difensivo ma anche offensivo, quindi diciamo anche un trequartista, però bravo a difendere anche a bisogno. Sì, però Fioi, cioè, ma proprio questa è la partita più schifosa della storia di Pro Club, cioè, mamma mia, oh Fioi, sveglia, grazie. Dai ragazzi, cerchiamo di fare qualcosa, visto che sto facendo un video, grazie. E le perdite al volo ormai sono orrende, perché c'è la gente non la passa mai, è un casino. Io sono Shevchenko ragazzi, ho fatto anche il game face proprio con Sheva, quindi ho proprio la sua faccia, sapete che è il mio idolo ragazzi. Ho 82, ho fatto anche buoni gol, belle prestazioni, farò vedere un po' le statistiche. Io sono punta, il Bode è trequartista o attaccante, quindi servirebbe un centrocampista proprio per avere diciamo, un ruolo ben coperto. Per carità, anche se un difensore non è sgradito, se c'è un difensore veramente forte, io so che la difesa è veramente un ruolo difficile, beh qua vabbè, per carità il lavoro del cazzo. Se si vuole offrire un difensore centrale, bestiale, che è il nuovo Franco Baresi, ben venga, anzi. E vediamo se qualcuno ha voglia di venire con il Real Venezia a vaneggiare un po'. Bravissimo, vai, e Shevchenko, e Sheva, il comandante Sheva. Oh, no, tira, coglione! Ma tira subito, gli ho fatto un assist perfetto, gli ho fatto, ma porca troia. Ma gli ho fatto l'assist della vita. Porca troia, adesso il telefono un attimo. La comendina al cielo. Ma gli ho fatto l'assist della vita, sto stronzo non tira subito, ti voglio bene però sei uno stronzo. Occhio ragazzi, occhio, ai ai ai. No!
Ma guarda che gol che sei inventato, puttana miseria. Oh. Ragazzi, stiamo prendendo le bombe, la 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 la, tarararara. Tac. Il portiere forse non si aspettava, veramente un euro gol. Beh, si fa bene a rivederlo perché è un euro gol questo, eh. E possiamo anche giocare però, grazie. Obesoide. Obesoide. Vai. Massacro più totale, 3-0, fioi. Bravo. Ah, me l'ha presa bene qua. Qua me l'ha presa bene il porco. Comunque una squadra brava, se c'è in attacco anche difendiamo, però non so il perché, ma purtroppo siamo addirittura 3-0 su quelle partite inspiegable. Bravo. To. No, su, calma, calma, calma. Vai ragazzi, bravissimi. Dai che c'è l'asse, dai che c'è l'asse. Vai. Eccolo qua. Shevchenchino, peccato. Bravissimi. Bellissimo al volo di testa il comandino per poco. Eccolo qua col game face. Signori, stiamo tornando. Occhio. Ai 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 ai. Niente, è una seria, però quando, cioè, non so il perché, ma gli avversari hanno veramente dei parametri devastanti. Non è che hai visto i parametri degli avversari. Porca puttana, porca puttana. Dai portiere, dai. Dai la spondona della vita, niente da fare. Buono. Mi sono venuti di quei gol ragazzi col Bode in Pro Club, mamma mia, consiglio sempre il canale del Bode, perché adesso anche lui sta mettendo un po' in moto con FIFA, purtroppo ha avuto problemi col gioco, perché anche lui purtroppo ha un po' di sfiga, si crashava la modalità Pro Club, casini vari. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Bravo, non perderla, però vecchietto non... Bravissimo. No, veramente volevo fare la sponda, volevo fare la finta. Niente, non riusciamo a trovare la smarrita via del gol, la smarrita. Adesso ovviamente faccio la partita intera perché insomma, è diciamo un video di presentazione della modalità Pro Club. Comunque sto FIFA ho detto tanti che è buggato, così a me mi diverte un casino, cioè dopo per carità, dipende anche dai punti di vista, però a me piace, io godo. Scusate ragazzi, metto un po' di panico, sono stanco per il allenamento. Ma no dietro, non chiamate la Mongolazzi. Mamma, hanno fatto un bei primi 20 minuti, adesso c'è un po' un crollo come indiano, eh. Uno dei più tipici crolli come indiani. Nel primo tempo hanno commesso davvero troppi errori in fase difensiva. Effettivamente hanno lasciato via libera gli avversari. I want to break free, I want to break free. Dai. Oh, ma perché sono stirenti? Oh, ambe di questa. Oh, dai, cazzo, madonna del signor. Ok. Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa. Cambia tutto, cambia tutto. Bravissimo, forse un po' lunga. Ho provato a fare il possibile. Anche sono in fuori gioco, un attimo.
Niente, partita un po' così sinceramente, partita un po' a scazzo, già 3-0, porca troia però. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Arbitro senza Yellow indiscussione ha car. mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. E se ne va sotto la doccia. Bello, proprio. Sai, se si cambia la palla però mettiti in posizione, porca loca. Riesce a rispondere stavolta. Deve essere il segnale della svolta per lui. La 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 no, forse fuori gioco. Tutto fermo, tutto fermo. C'è ancora Offside. Oh, allora, offside puro, offside puro. Partita un po' fiacca, ragazzi. Siamo un po' più, cioè, anche la nostra squadra è un po' più forte di queste performance. a metri a disposizione. Mamma mia, oh, non riesco a fare una minchiata. È chiaro che il registro non può arrivare il gol, cioè. Bell. Eravamo cominciato anche bene, porca zoccola, dopo però ci siamo un po' persi. Perché sono abituato a giocare con il body, quindi ormai ho i movimenti bodiani, però. Ah, Si ripartirà con un fallo laterale. dai Come, Ruba niente da bella fare, proprio non riesco a penetrare. Ed è male, il Comenda non può non penetrare, ragazzi, c'è una cosa che non è accettabile. lottano per conquistare il pallone. Niente, partita sono un po' buggata, però gli avversari non la perdono neanche per sbaglio, porca puttana. Attenzione, il Come se ne va, il Come se ne va. Dai, facciamo gli altruisti. Tira. Provano a dare. No, poteva essere l'assist, ma porca trota. Ma diciamo che nei passaggi sono andato bene, nelle finalizzazioni un po' meno. Infatti ho il 6 scherzo proprio. Un'ottima serie di passaggi. Allora come se la passa? Ci prendono anche per il culo ste merde. Cesar. Bravo. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Dickstein. Dai ragazzi, dai, giriamo palla. Ma no, così certo che il computer è proprio scandaloso, eh. Mamma mia, il computer è mongolo su Pro Club. Madonna, ma che stop fa il cu... Arriva l'intervento Fallo, dell'arbitro. porco. Dobbiamo trovare il gol, dobbiamo trovare il gol. E il Come se ne va. Prova a sorprendere. No, parata, peccato, questa poteva essere buona. Ma come cazzo me... Oh, ma dai, proprio il computer è stupido. Qualche occasione l'ho anche avuta, ma purtroppo... Bravissimo, dai. Punizione sulla fascia. Che almeno un golletto, cacchio. Ma cosa fa questo coglione, mamma mia. Ma per piacere. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente arbitro. Ah, partite al volo non le consiglio, eh. Quindi ragazzi, in campana spero di trovare un giocatore valido e buono, ma più che valido nella bravura, che non è un problema, siamo tutti delle pippe. Cioè valido nell'impegno, ecco, magari di giocare la sera. Aia. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Brutto. Passaggio intercettato. Niente da fare. Palo. Situazione abbastanza Sì, comunque ecco le partite al delicata. volo. Chiaramente le partite di Pro Club saranno 2 a video e tagliate, sempre con gli highlights come viene. Che visto che piacciono tanto, gli highlights non capisco, io preferirei vedere la partita intera, però se a voi piacciono gli highlights io ve li sparo anche. Io non la capirò mai sta cosa, però perché cioè,
boh, io ho sempre dato gli highlights anche nella realtà, il cervello della partita intera, che cacchio. Possesso degli avversari. Sembra aver perso lucidità. Oh, buon lancio comediano. Dai però, vecchio mio. Sarà rimessa. Chiude bene il triangolo. Vai Cube! Ah, oh ma che sport, però che sfiga. Tiri ne ho anche fatti, ma non riesco a trovare il goals. Bellissimo, assist Cumendiano. Però siamo proprio lenti, siamo proprio una squadra di merda, ufficiale. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Premia la corsa sulla fascia. Sono distrutto anche. Sì, l'ho giocata abbastanza da culo comunque. Piacere vederli giocare insieme, tanti passaggi, un bel tiki-taka. Oh, questo tiki-taka pardo, il tiki-taka di Pardo. Davvero un bel gioco. È stato fermato dal difensore. Dai Fischia, andiamo a casa, vai, andiamo a casa, andiamo a casa. Buono raga, la partita è finita. Speriamo in un reclutamento veloce. Se le cose vanno bene posso aggiungere anche altri giocatori. Prendato ne serve uno, quindi difensore, centrocampista dai 20 ai 26 anni, però se può andare bene anche l'età, valutiamo insieme. Disponibilità di giocare soprattutto la sera, quindi anche alle 2-3, tipo dalle 11 alle 2, robe così. E niente ragazzi, obiettivo divertimento. Raga, un saluto dal Comendone. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.